Coach Badocchi, si sta avvicinando l'ultima partita di questo 2025, arriva al Paganini Center la Capitolina. Come ci arriva il Verona e che partita ci aspetti? Allora, è una squadra che rispettiamo molto, un club molto unito. L'anno scorso qui hanno fatto bottino pieno, quindi ci aspettiamo una battaglia dura, la stiamo preparando molto bene. Abbiamo qualche defezione per via dell'influenza di questo periodo, ma come diciamo dal primo giorno degli allenamenti, tutti i ragazzi sono compatibili l'uno con l'altro e quindi siamo pronti. Dal punto di vista tecnico, quali saranno secondo te i punti forti di questa squadra, della Capitolina che sta arrivando e su cosa stai lavorando forte? È una squadra che gioca molto e non ha paura di giocare da tutte le zone del campo, sono un gruppo molto compatto. Noi dal canto nostro cercheremo di essere fisici e di farci trovare pronti, ripeto, a una partita che sarà comunque molto dura. Cambiando argomento, il giorno successivo alla partita il Paganini Center sarà forse ancora più pieno con migliaia di bambini che verranno qui per il Santa Lucia e questo coinvolge anche la prima squadra. Sì, è una bellissima occasione di condivisione, noi ci saremo tutti quanti, dallo staff ai giocatori, e verranno tantissime persone qui, c'è tutta un'organizzazione dietro che va avanti da parecchio tempo e quindi niente, sarà un bel momento di club per vivere il club e far capire che cosa siamo qui a Verona.